Presidente, dopo Marco Zecchinella raccoglie lei il testimone alla guida di Confapi San Donà di Piave, come proseguirà la linea dell'associazione? Sì, raccolgo un testimone, un'eredità importante perché nel mandamento di San Donà Noventa di Piave è stato fatto un lavoro egregio. Io cercherò nel mio di poterlo ampliare, poterlo far diventare ancora più importante. Non a caso avremo degli incontri con le istituzioni per presentarci. Come Confederazione rappresentate le piccole e medie imprese, nel territorio che tipo di aziende sono associate? Gran parte delle aziende del mandamento nostro sono metalmeccaniche o sul settore plastica, stampaggio di materiali plastici, stampaggio di materiali metallici, ma anche nel mondo del servizio, sul turismo, abbiamo tante aziende che si occupano di turismo, logistica e altri servizi in genere. Un'attenzione poi particolare viene rivolta anche ai giovani delle scuole, tante progettualità riguardano anche gli studenti. Esattamente, stiamo cercando, Marco aveva già iniziato, noi stiamo cercando di portare avanti quello che è il far conoscere le realtà vere industriali ai giovani d'oggi e con l'occasione anche avere la possibilità di confrontarci con i giovani per avere spunti anche da parte nostra per un miglioramento, per un futuro che coinvolga entrambe le realtà. Ecco. Tra le progettualità che portate avanti, alcune vogliono anche rispondere alle carenze di determinati settori, vedi anche il settore meccanico o saldatura, quindi avete organizzato anche per quest'anno un nuovo corso in merito. Sì, come era già stato fatto, io sono anche stato fruitore di questo servizio. Abbiamo implementato un nuovo corso per la saldatura che si terrà qui nel territorio perché abbiamo la fortuna di avere una sala corsi dedicata alla saldatura qui in Tergas. Ci saranno 8 addetti che verranno formati e poi andranno destinati alle aziende che hanno bisogno.